La Crame. Ogni puntata un scansel di arte sul Friuli e sul mondo. Agire tante in tal Friul, cui tutte che stai che azzighe, che a dismorfi Friul c'è Isaac che su mor, casi sin, se tu, so io. Mandi a tutti le bande di Paoli Cantarut, voi da questi spazi radiofonici fevelin di un CD che le appena venuto fuori, là che in copertina le muse di Pierpaolo Pasolini con une creste moicane tipo punk e difatti si intitola Punk Solini, mixtape, 20 band fanno rumore nel nome del poeta Corsaro. Allora il risultato finale di un lungo percorso di un progetto che per un lungo periodo ha veduto venire fuori diversi stocks musicali di vari generi, bon, riferimento all'era soprattutto il punk, ma dal disco sono 20 stocks di generi anche un'evore differenze che in talan dal centenari di Pasolini che celebrava le sue nascite ha voluto affrontare queste personalità fra le più importanti dal dopoguerra in Italia in una maniera un po' differente, forse quasi sicura a Pasolini di una celebrazione come che è stata fatta noi varesse importate nie perché forse che avaresse dome che omologate, vuolivate i contenuti di robis che lui al disere, come che per altri o pensi di disi che è stato fatto. In difevelin di queste esperienze con Alessandro Di Paoli, che è stato un po' il coordinatore di questo progetto che non l'ha dome produciuto questi 20 talks di musiche, ma anche altri. Un test teatrale che è una sorta di manifesto di questo progetto. Mandi Alessandro, ben chiatate. Mandi a tutti e tuttes. Allora, intanto finalmente è arrivata queste CD che hanno veduto un'adesione entusiasta dalle band, non come dal Friuli, fra l'altro, anche di Fur, a le maniere che ho scelto voi altri di riguardare lui che celebra le figure di Pierpaolo Pasolini. Sì, ha avuto un successo incredibile. Io ho tabagliato di queste idee, di questi progetti in rete, sui social, così, in una maniera un'evore libere e senza pretese che avesse successo o che avesse la forza che dopo ha avuto questo progetto. Basta dire che hanno risponduto in 35 band e di queste 35 band 20 hanno deciso di fare il CD perché dopo essendo un processo creativo libero e anche con una sorta di anarchia di fondo o democrazia di fondo, se vinche a volte i termini si possono confondere e la filosofia si può confondere, e domandata ai artisti che volevano fare di che avevano creato, di che i talks, e quindi loro hanno detto in voi di fare il CD per case di una sorta di testimonianze di essi esistis, di aver fatto queste robe in completa libertà, senza che nessuno nos domandasse di farlo.
Ciao Radio Onde Friulane, noi siamo in Magic Jukebox. Ciao, sono Pietro di Magic Jukebox e siamo qui per presentare la compilation Panzolini, dove ovviamente i Magic Jukebox sono tra le 20 band inserite. Con il brano Passaparola. Bene, è stata una grande esperienza far parte di questo collettivo, abbiamo avuto la possibilità di riconoscere Alessandro e tutte le altre band. Che dire, andate ad ascoltarvi il nostro brano Passaparola sulla compilation. Grazie a tutti, ciao! Vostro il problema? Perché odiamo il sistema? Vostro il problema? Perché odiamo il sistema? Siamo cani arrabbiati e non vogliamo essere cambiati. Vostro il problema, perché odiamo il sistema. La mia vita, come vedete, sono il dio delle catenella. Vostro il problema, perché odiamo il sistema. Questo meglio essere tutti come voglio chiudere prigione. Vostro il problema, perché odiamo il sistema. Vostro il problema, perché odiamo il sistema. Vostro il problema, perché noi odiamo il sistema. Una roba che va completamente al di fuori di che sono stati gli smilante iniziativi, eventi che sono stati fatti in Talan dal centenari. Un progetto che è andato operato anche in diversi slang, anche da questi CD, sono pochi per furlan, pochi per italiano, pochi per inglese. Sì, alle di tutto. Pluralità. Talks strumentali anche, come quelli di Paola Selva, e dopo Vin che non è nome cada al Friul, ma di Trieste, di Marghera, di Treviso, di Turin, insomma un po' da tutto il nord Italia e Tabayan, semplicemente Tabayan, all'arrivato il rumore di questo progetto, che al domande appunto agli artisti, perché vale la pena voi al di voi si fa rumore, perché crei tu, perché distu alc, però il mondo artistico è anche differente, no? Dal sistema che viene dalla nostra regione o in generale per qualche votatore, che è anche la critica che hai di fonte di questo progetto. Di solito succede, arrivi dai BS e ti domandi, hai un'idea? Oppure altre volte ti dicono, questo è il tema, eseguissilo. Sì. Bravo, ti dicono, queste volte tu hai di suonare per Pasolini, no? Sune. Come se fossi alla regge di un re col giullar che la di fa ridi o fa un talk teatrale a secondi c'è che ti domande il regnanto, il paron di turno. Buongiorno a tutti, sono Paola Selva. Ho aderito con grande piacere a questo progetto, a questo movimento Panzolini, perché credo fermamente nella necessità di creare rumore e farlo nel nome di Pasolini è stata un'occasione preziosa. È stata una cosa forse un po' insolita per me, che sono una chitarrista classica acustica, ma evidentemente si nasconde in me un'anima punk. Ho voluto dare un taglio femminile al mio brano, che si intitola Crevaduris, ispirandomi a uno scritto di Laura Betti, che è stata un'attrice e una grande amica di Pasolini. L'album che è nel risultato è una bellissima immagine di quante belle cose si possono fare in Friuli e di quante belle personalità ci sono. Un ringraziamento va a Alessandro Di Paoli per aver avuto questa grande idea e anche per averla realizzata.
Alessandro. L'anno passato, appunto all'estate, l'anno di Pasolini, che era il tema anche dai bands, per esempio, delle culture delle nostre regioni. E nos pone una riflessione su quel che è il mondo culturale in DDV e dal suo funzionamento. Tipo, nos fa una domanda: is vite fur dai bands? Sì, se ti link il progetto qui, Sì. però mica facile. La domanda è fondamentale, è anche se gli artisti al DDW possono vivere fuori dai banks, o se i banks che vengono, i fonds, i banks che sono delle nostre culture, aiutano gli artisti a esprimersi, no? Sono tante domande importanti. La mia visione è marxista. Come ti spieghi perché, Sì. no? La visione di economia e di vita è marxista. Marx diceva che la società aveva definito da strutture, dal senso, dipende che tu tutti i guadagni si bes, per vivi, per riempire il frigo, che determina tutte le sovrastrutture, la cultura, la slaves, anche le relazioni, anche la famiglia aveva determinate. Cioè che tu tutti i guadagni di vivi determina che tu vivi il mondo. Quindi succede che i banks determinano la struttura di tutta la costruzione culturale. E allora quel che viene prodotto, che tu lo produci, ma anche la relazione artista e pubblico è totalmente contaminata o determinata da ciò che arriva in base. Non è poi l'opera d'arte o il gesto artistico o l'artista che cerca di viodi il presente, di interpretare il presente o di chialà verso il futuro, che l'incontra il pubblico, offrendo anche das visioni che il pubblico non aveva domandato. Come sono dei bes che arrivano e ti dicono, tu hai di dimmi questo. Colore la casellute, no? Come coi frus. Colore che dentro se tu vuoi svei bes. Is art queste? Non vuol sminuire ciò che abbiamo fatto. Perché ciò che abbiamo fatto per professionisti, abbiamo fatto col cur e con professionalità. Quel che vuol portare il ragionamento marxista di strutture e sovrastrutture, disin state attenti, c'è che si guadagna di vivi al determine c'è chi faseis e la vostra vita. Beh, è un discorso di economie politiche e di cultura che tu hai fatto e che nos fa anche riflettere un po' su come è strutturato il mondo culturale in DDV. E grazie che sono progetti come il vostro, che in qualche maniera vanno fuori strada, perché se le arti, se le culture avevano una funzione, è che di buttare i confini, diceria anche altri che non è, perché che ha di essere la funzione dall'arte. Dunque grazie a questo progetto Pasolini, chi sta infevelante dal disco, sta ascoltando anche i talks produciuti di questo disco, però è partito in un ambito che è più affine agli sto sguardi, in un ambito teatrale, è anche un test teatrale, che chissà salvignarami tutto in scena, però di lì è partito il progetto. È partito dal pensiero che i 100 anni di celebrazione di Pasolini, della nascita di Pasolini, avrebbero portato sicuramente a manco a un allestimento dai tours dal Friuli, e che mi ha fatto, a parte la contentezza di via di tours dal Friuli, per amor di Dio, però mi ha fatto venire anche un po' sgrisui, no? Tal senso, tu hai la necessità artistica di fare questo, è come perché che non domandi di farlo, e l'avrei voluto fare un atto un po' sacrilego, no? Un po' così, uno sfregio, no? E chiappati i Turks al Friuli e pensato, portillo al DDW, e non sono più i Turks ma sono i punk. E le vittime non sono più i furlans, le vittime non sono più i furlans, non possiamo più dire che sono vittime. Le vittime sono quei che pensavi che fossero invasori, tal senso. Tutte le in che arriva qua, i Turks, al DDW, le in che arriva qua, da straniere che non sono furlans, non sono europei e non sono probabilmente noi sulla loro chiara d'identità. Chi sta in che realmente ha necessità di fare rumore per dire io esisto, io hai un'età, io hai una visione dal mondo, vuol costruirmi una famiglia, non hai più un etiere, vuol staccare. Che sta in? Sono loro invasori, sino no gli oppressori, c'è relazione tra noi e loro. Perché al salto il sistema dai Turks, dove il pur furlan ha invaduto di un straniero, di un forest, che venga a copare le nostre culture.
dopo din poi proponi che il modello lì. Hey boy, what's the matter with your face? Hey boy, you look rather creepy and shy. Hey boy, you are a flash, a bunch of fucking trash. Hey boy, what's the matter with your face? So you don't dance, so you just lie. Ciao a tutti, sono Luis Armato. Ho risposto alla chiamata di Alessandro Di Paoli che mi ha contattato a fine del 2021 per parlarmi di questo progetto riguardante le celebrazioni per quanto riguardava Pierpaolo Pasolini, celebrazioni che si annunciavano un pochino pompose e un pochino forse artificiali. Lui ha avuto questa idea di fare un po' una cosa controcorrente e quindi si è inventato questa idea dei Punks dal Friul, prendendo spunto dall'opera teatrale appunto di Pasolini, Tux dal Friul. Quando mi ha contattato mi ha chiesto informazioni sul movimento punk in generale, sul movimento punk in Friuli, visto che ho fatto parte di questa band che si chiama Mercenary God, che intorno al 1980-1981 si aggirava per la regione partendo da Gemona del Friuli, e quindi diciamo siamo arrivati a pensare insieme di realizzare dei brani musicali coinvolgendo altre band, altri musicisti che in qualche modo si inserissero in questo progetto. Mi ha fornito un testo che io ho musicato, un brano che si intitola Hey Boy, che abbiamo pubblicato a marzo del 2022 con un video anche su YouTube. Questo brano ha avuto insomma un bel riscontro, ha coinvolto appunto gli altri componenti del Mercenary God, quindi oltre a me Luis Armato chitarra e voce, Guido Pontelli alla batteria, Luciano Silei al basso e ai cori. Nella formazione originaria dell'80-81 c'era Eddie Kermit Toffoli alla chitarra e voce, che comunque poi ha partecipato in maniera autonoma anche lui al progetto I Punks al Friuli. Questa canzone ci ha dato l'opportunità di rimetterci un po' al lavoro su del materiale inedito, tanto è vero che poi l'abbiamo inserita anche nella scaletta della mia Luis Armato Band, questa Hey Boy che suoniamo spesso dal vivo. È stata un'esperienza molto bella, molto interessante, ci sono stati dei concerti, c'è stato l'incontro di musicisti che hanno collaborato fra di loro, che si sono conosciuti, un gruppo WhatsApp molto animato, e addirittura noi poi stiamo lavorando su un secondo brano in coda diciamo al progetto Punks dal Friul, un brano sempre con un testo di Alessandro Di Paoli che si intitola Invisible Chain e che stiamo arrangiando in questo periodo e uscirà, non so bene quando, ma uscirà come Bad Memory questa volta, non come Mercenary God. Grazie a tutti, ci sentiamo presto. Hey boy, what's the matter with your face? Hey boy, you look rather creepy and too shy. Hey boy, you're just a flash, a bunch of trash. Hey boy, what's the matter? What's the matter? So you don't dance, so you just smile. You sat outside until the end of time. Questo progetto qui, come è finito
o al varaie comunque qualche code, qualche presentazione pubbliche e che il test teatrale lì c'è fino al faserai. Vi ho avuto un'idea, no? Allora, il punk, quando io ho cominciato questo progetto, mi hanno detto tutti che il punk alle morte, no? E vi ho detto che il punk alle vive. Però di che una roba è morte, al parte ben in un certo senso, perché anche il teatro è alle morte, sento, no? Di sempre che il teatro non è morte, ma si era anche il cinema alle morte, si era come il cinema centrale, no? Sì. Vabbè, al parte ben dici che qualche dun o l'altra alle morte. Così, no, il 2 di novembre del 2022, in occasione del, mi sembra che era il 43 o il 47 anni di morte. Le giornate di morte, Di sì. Pasolini, e vi dite al finis il progetto I Punks dal Friuli. Perché è strategico, perché come tutte le attività che fanno è postume. Il progetto è alle serate, però i volin continuare a portare a tor ciò che vi fatto. Però come anche che è finita, ha avuto il suo tempo, però le domande sono più grandi dal suo tempo, speri. La domanda è perché il senso fa rumore, no? La domanda è perché fasino creazioni artistiche, c'è che qualcuno domandi per farci di fare. E allora voglio fare delle presentazioni, la presentare senza altri il manifesto, test teatrale, fare i concerti, continuare questo percorso. Bene, allora di volta in volta che saranno questi appuntamenti, usai contarin su Radio Onde Furlane. Intanto ringrazio Alessandro Di Paoli, vin fevelate dal CD Vignut Fur, 20 band che hanno partecipato al mixtape Punk Solini, 20 band fanno rumore dal poeta Corsar, e chi si saludin, ma non è sicuro finire a chi, come che non sa contate Alessandro Di Paoli, si tornerin a sentire per i prossimi appuntamenti che hanno a che fare con Pasolini, con la creste. Mandi Alessandro. Mandi a tutti. E a chi si siare queste puntate dalla Crame, dove ho avuto ospite Alessandro Di Paoli per favelare dal progetto I Punks dal Friuli, dal collettivo Punk Solini e dal CD che le Vignut Fur. Ho ascoltato all'inizio delle trasmissioni il print talk dai Dissociative TV, i Turks dal Friuli, e dopo si inlazza in davanti con le presentazioni dai stessi artisti, i Magic Jukebox col talk Passaparola, Paola Selva con Crevaduris, i Mercenary God con Hey Boy, e Osiarin con quel talk che alziare anche il CD Zuan Strumir e i Chamberlains con FVG, Nanche Fevelà, Nanche Parmurì. Mandi a tutti le bande di Paoli. Salute, le culture, gli scovazzi si trasports, le università del vin, qui che il viv, qui che le muard, il formati e le polente, il frigo e i gersons, il museo delle provate, il scoprite gli ultizons, le gurizze pordenon, aquile voleson, cividate pampalune, fite trombe in gente scune.
di ricotta van su Hermes e Pasolini che si glute attaccheranno, che se ne dut senza limiute e stia poi senza le dut e anche tu se cale miel all'ufase venta bro FVG non c'è febela non c'è par morire 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 non c'è febela non c'è par morire non c'è febela non c'è par morire non c'è febela. Oh, è importante come le robe con l'ognos, no? Friul 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 parece che non usa le zecche io Friul 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 parece che il Friul ha la non Friul parece che il Friul si chiama Friul parece che il Friul ha le Friul parece che PVG al pas propite tu. Oh, là, così va bene. La Crame. Ogni puntata un scansel di art sul Friul e sul mondo.